Buongiorno, buongiorno in diretta con Focus TG. Ovviamente partiamo dal maltempo. È in corso la conferenza stampa del presidente Zaia e dell'assessore Giampaolo Bottacin dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Stanno rispondendo ai giornalisti, sentiamo cosa stanno dicendo. Scalzamento, cioè che l'acqua non passi sotto, eccetera. E da fuori non vedo niente quando ho realizzato l'opera, ma è molto costoso. E quindi oltre 2 miliardi di euro di opere è stato un impegno importante, anche perché poi dietro un'opera c'è un appalto, c'è una gara, c'è una progettazione, c'è la procura, c'è il ricorso dell'impresa che non vince la gara, insomma quello che sappiamo, c'è una valutazione di impatto ambientale. Per dire, il canale scolmatore Adige-Garda oggi non passerebbe mai una valutazione di impatto ambientale. però Con le norme attuali non riuscirebbe a passarlo. per l'impatto? Per l'impatto ambientale. Ovviamente quando si apre si cerca di aprirlo sempre il meno possibile, perché un minimo di impatto c'è nel momento in cui verso dell'acqua nel lago di Garda, in termini di temperatura e anche di acqua che è sporca, torbida, non arriva materiale perché c'è la griglia. Però insomma un minimo di impatto c'è, e poi realizzare un'opera così oggi dovrebbe passare il vaglio di un sacco di... e quindi diventa quasi impossibile. Questo per dire che a volte ci confrontiamo anche con normative che non sono così semplici da superare per realizzare opere che sono destinate all'incolumità pubblica, quindi non cose... Sì, poi ce n'è una che... abbiamo due microfoni effettivamente. Ce n'è una che sarebbe strategica per Adegai. Sì. Quanto abbiamo di cantiere lì? Quanti milioni sono? Per Adegai? Sono circa 50 milioni. 50 milioni circa, un po' di più. Voi sapete che noi quella lì è un'opera non strategica di più, stiamo parlando di divenza, stiamo parlando insomma di una messa in sicurezza importante, fra l'altro un'area sostanzialmente coltivata ma è naturale, quindi anche boccata e funziona già dalla minazione, perché se piove tanto comunque si allaga naturalmente. Capite che se riusciamo a creare un grande invaso ci aiuta moltissimo. Noi potremmo già averla realizzata, è nel comune del Porto Buffolè, quindi è il naturale bacino dell'Ivenza, uno dei naturali. Potremmo già averla realizzata, solo che nel momento in cui eravamo al momento di aprire le buste qualcuno non ne ha già aperta una, e quindi abbiamo dovuto reiniziare tutta l'iter. Abbiamo riappaltato, fatto tutto, no? Sì, però lì era, fra l'altro era la gara per assegnare proprio il lavoro, quindi eravamo arrivati alla fine, a parte burocratica, siamo dovuti ripartire, quindi riassegnare la progettazione, riassegnare la gara, i lavori, e quindi insomma... Noi, per evitare che qualcuno un giorno dicesse ma abbiamo saputo che, abbiamo proprio paralizzato tutta la procedura e reiniziata a tutela di tutti, tra l'altro. Ma quanto successo? Roba di 4-5 anni fa, anche di più. Sarà 4-5 Ma l'opera potrebbe già essere realizzata. Ma avete già scritto di quest'opera, tranquillo? Proprio da 50 milioni. Sì, però di Gai è una delle opere simbolo. E scusate, ci sono delle famiglie evacuate o degli anziani evacuati? L'assessore ha seguito. Allora, nel corso dell'evento c'è stata qualche famiglia evacuata a scopo precauzionale nelle collene del Piave, perché non tanto perché si allagasse la casa, ma perché diventava difficile raggiungere, cioè attorno alla casa si allagava e quindi uno rimaneva isolato. Quindi... Sono ancora evacuate o sono rientrate? No, aveva fatto il decreto di rientro il sindaco ancora ieri, mi pare, non ricordo a che ora. Quante famiglie si parla? Una o due famiglie. Sul piano come siamo messi? Sul Piave sì, come facevo vedere, ho fatto vedere prima il grafico, sta passando il colmo di piena adesso a Ponte di Piave, è iniziato a passare e arriva al secondo livello di soglia, ce ne sono 3. Con Vai abbiamo ampiamente superato il terzo livello di soglia, quindi insomma arriveremo appena sotto o appena sopra il secondo livello di soglia. Insomma. Una volta la regione
emanava una specie di bollettino di previsione per le soglie, per esempio sul Bacchiglione. Esiste ancora? Perché Assolutamente lo sì. ricevono solo i tecnici, perché non lo vediamo più. Noi lo mandiamo sempre agli stessi soggetti. Sì. A se lo volete, cioè, ma è sul sito dappertutto. Ma quella delle previsioni, non quella della registrazione? No, anche quella dei livelli dei corsi d'acqua. È cambiato il modello e tutto quanto, ma viene comunque pubblicato. Sul sito Sì, dell'acqua, ma i tecnici negli della... ultimi giorni di questo evento tutta la parte del Bacchiglione non è stata pubblicata perché i livelli erano veramente bassi. Beh, oddio, sono andati... Ho capito, siccome la modellistica è una modellistica che tiene conto dei modelli previsori meteo, in quel caso quel modello specifico non ha dato i risultati realistici. È che poi allora non c'era una discrasia tra quello che era stato previsto e quello che è successo realmente. Allora sì, perché una volta che viene fatto il modello, la parte importante è sempre comunque fare una valutazione della cosa, della situazione. Però Vicenza poi alla fine è salva perché ma i modelli. E questa è la conferenza stampa del Presidente Luca Zaia e Giampaolo Bottacin. Ci torneremo, ci sono le domande dei giornalisti, hanno fatto il punto il Presidente e l'Assessore, poi sentiremo i dettagli, rivedremo la prima parte di questa conferenza, ma la situazione è particolarmente seria in Friuli Venezia Giulia con il tagliamento, è attesa l'onda di piena. Ieri sera i Vigili del Fuoco hanno salvato, e vediamo immagini drammatiche, dei camperisti che si erano accampati sul gretto del tagliamento. Vedete, tagliamento, acque, correnti violentissime con un gommone. I Vigili del Fuoco sono intervenuti perché questi camperisti erano rimasti proprio bloccati su una delle sponde del tagliamento e rischiavano di essere trascinati via dalla corrente. Si sono aggrappati agli alberi e per fortuna sono arrivati i Vigili del Fuoco che sono riusciti a trarli in salvo. Vediamo ancora delle immagini qui. Ecco, questa è la parte del video in cui i camperisti sono stati anche protetti dal freddo e era un'intera famiglia, hanno rischiato davvero di essere trascinati via dall'acqua e purtroppo è successo, torneremo anche a vedere cosa è successo in Veneto, a Puos dal Pago, dove un vigile del fuoco è scivolato in un canale ed è attualmente disperso. Adesso torniamo alla conferenza stampa e poi anzi andiamo con Renato Cappoia e Andrea Basso in regia, andiamo a Marostica, vedo Daniele Garbin con il sindaco di Marostica, sentiamo com'è andata nell'Alto Vicentino. A te Daniele. Sì, grazie direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo effettivamente a Marostica, diciamo che tutta la fascia pedemontana è stata colpita dall'allerta rossa, è una notte che ha preoccupato un po' tutti. Noi siamo all'interno della sede della protezione civile che tutta la notte ha monitorato una cinquantina i volontari tra Associazione Nazionale Carabinieri. Ecco, com'è andata la notte, Sindaco? Sì, beh, innanzitutto buongiorno direttore, anzi ribuongiorno perché ci siamo salutati anche ieri sera. Un saluto a tutti i telespettatori di Rete Veneta. È stata una notte importante, abbiamo avuto appunto oltre 50 volontari impiegati tra protezione civile, NC e gruppo di protezione civile degli Alpini, coadiuvati dall'ingegnere Bertoncello, responsabile dell'area tecnica comune di Marostica, e naturalmente tenuti in contatto con il personale dei carabinieri e della polizia locale. Abbiamo svolto e messo in sicurezza più di 28 operazioni, siamo andati a operare sul territorio in 28 casi. Marostica fa da centro COI, quindi anche per il comune di Pianezza e di Schiavò. Siamo intervenuti anche per allagamenti nelle loro aree, sempre in appoggio con gli altri sindaci, ed è stata una notte molto movimentata. Ecco, parliamo proprio della preoccupazione. Da una parte non vi siete fatti mancare nulla, no? C'è il dissesto idrogeologico dalla parte collinare, poi però anche il forte vento e la parte di esondazioni, perché comunque
comunque la provinciale che raramente comunque finisce sott'acqua, questa volta è capitato. Sì, devo dire che abbiamo vissuto tutta la costellazione degli interventi che potevamo mettere in atto, quindi è stato anche di fatto una grande prova per tutti i gruppi di protezione civile che hanno saputo dare il loro meglio. Abbiamo avuto smottamenti in collina, ruscellamento di massi e anche di movimenti franosi con naturalmente fango su carreggiate, che è quello che è successo con la chiusura anche della provinciale per un piccolo momento e poi con invece soltanto la riapertura dei tombini siamo riusciti a far defluire il traffico. Abbiamo avuto allagamenti nella zona bassa di Marostica, in zona San Vito e naturalmente la caduta di alberi. Questo è stato un po' sistematico su tutto il territorio. Siamo un po' preoccupati per il vento che è in aumento, che con l'ammorbidirsi del terreno potrebbe far cadere ulteriori piante. Ecco, diciamo che l'allerta rimane comunque rossa, siete attenzionati. Ecco, vogliamo col dirigente del COC, in questo momento è ancora aperto, no, il COC? Sì, il COC rimarrà aperto fino a nuovi sviluppi dei bollettini regionali. Noi seguiamo quelli per decidere l'apertura o meno del COC, o meglio del COI nel nostro caso. In questo momento abbiamo squadre in monitoraggio, soprattutto sulla zona collinare, e la situazione si sta normalizzando. Ecco, appunto che vi preoccupava di più è questo, lo smottamento. Sì, abbiamo avuto uno smottamento localizzato in zona San Luca con coinvolgimento di alcune alberature che sono state messe in sicurezza. Benissimo. Io prima di chiudere, il sindaco vorrei far dire una cosa, insomma, diceva dei comportamenti dei cittadini, ecco. Su questo, direttore, metterei proprio l'attenzione perché comunque avete bisogno di avere l'aiuto, la fiducia e comunque avete anche diffidato certi comportamenti. Di cosa stiamo parlando, sindaco? Sì, questa è una situazione che riguarda un po' tutti gli amministratori, quindi anche tutti i colleghi sindaci, sono sicuro che parlo anche per loro in questo momento. Noi amministratori ci troviamo tante volte in difficoltà a poter fare i lavori di manutenzione e pulizia degli argini, dei torrenti o dei greti, perché abbiamo tanti cittadini purtroppo ben pensanti, capisco la libertà di pensiero, di espressione, di parola e di azione, ma quando si mette a rischio la vita degli altri con le proprie azioni, ecco, qui si deve andare giù in modo pesante. Facciamo un esempio concreto. Esempio concreto, la pulizia di argini con l'asportazione di piante che possono cadere all'interno con colpi di vento importanti, come è successo nella giornata di oggi, nella giornata di ieri, che poi vanno a ostruire e a bloccare i piloni dei ponti che hanno poca luce, soprattutto perché molti manufatti risalgono a oltre 50 anni fa. Questo può andare a creare problemi nei quartieri a sud oppure addirittura nei comuni più a valle. Bloccare, come è già successo più volte sia a noi che agli operai del consorzio di bonifica con i quali continuiamo a lavorare, vuol dire mettere a rischio la vita delle persone. Penso che sia ora di finirla con questi comportamenti dei leoni da tastiera o appunto dei ben pensanti da salotto e intervenire in modo pesante. Noi stessi stiamo valutando le azioni, se dovesse succedere in futuro, per andare avanti con denunce per interruzione di pubblico servizio. Va bene, e con questo appello, direttore, se non hai domande, io restituisco la linea allo studio. Molto a Daniele Garbin e ai suoi ospiti. Torniamo nella sede della Protezione Civile di Marghera, è ancora in corso il punto stampa del presidente Luca Zaia con l'assessore Bottaccin. Queste ore ha ricordato le grandinazze della scorsa estate. Avete novità sui rimborsi? Nessuna. Sui contributi statali? Nessuna, infatti siamo molto preoccupati perché il conto aumenta anche con questo ultimo evento atmosferico. Ultimo, insomma, 30-31 ottobre c'è già stata una bella botta. Vicentini è tutto a posto? Tutto a posto, siamo felici perché non siamo andati sotto. Sì, ma il discorso del Ponte degli Angeli, al di là, cioè noi è una nostra preoccupazione il Ponte degli Angeli perché è un po' l'elemento di lettura, ma è sempre stata problematica. Cioè. Perché mi segnalano dai colleghi di cronaca che si occupano solo di quello che c'è, perché magari è una difficoltà nostra. Ma è uscita acqua? È uscita? No. Posto? Vuol dire che a Bottaccin con i suoi uomini ha funzionato. Esattamente. No, ma guardate che c'è una squadra che lavora su questo, che è la sola coordinata. Perché noi ci eravamo abituati. Sono i massimi esperti. Ad avere questo modello, dopo il 2010 abbiamo avuto le casse espansioni, questo del maxi piano e questo modello previsionale
fatto quell'università, che aveva fatto scuola, per cui guardavamo, forse guardiamo nel posto sbagliato, comunque anche i tecnici mi dicevano possiamo ripubblicarlo, non abbiamo nessun problema. Non sanno dove guardare, probabilmente ecco un errore. Diciamo che a Vicenza siete un po' come Venezia, guardate le maree. Sì, tenete conto che di fronte a un modello dopo serve sempre l'occhio. C'è bisogno di andare sul posto. Ieri c'era il direttore del genio civile a Caldogno che ha aperto personalmente il bacino col buio. Quindi voglio dire, l'occhio umano è quello che ti dà comunque il riscontro finale ed è assolutamente fondamentale, non potrà mai essere anzi io approfitto per ringraziare tutta la squadra veramente dei nostri dipendenti della regione che sono tuttora in campo dappertutto, dei servizi forestali. Insomma, abbastanza perplessi mi pare, oltre alla stanchezza, il presidente Luca Zaia, l'assessore Bottacini rispetto a certe domande dei giornalisti che ovviamente cercano di capire, di comprendere e a volte fanno anche delle insinuazioni e per questo, insomma, poi le conferenze stampa sono fatte anche per questo, per sollecitare delle risposte su questioni che a volte sono poco chiare. Adesso andiamo subito in diretta da Puos dal Pago, credo, con Fabio Cristiano Fioravanti, perché continuano le ricerche del vigile del fuoco disperso da ieri sera. A te la linea, Fabio. Antonio De Galante. Grazie per siamo tornati, siamo dal Pago, c'è con me il comandante di vigile del fuoco di Belluno, Antonio De Galante, che sta coordinando le operazioni. Tantissimi purtroppo ancora non stati. Sì, nonostante il dispiegamento delle forze che abbiamo messo in campo, ancora non abbiamo esiti di ricerca, ma continuiamo nonostante anche le pressioni atmosferiche. Tra l'altro che ieri sera lo abbiano visto per centimetri, abbiamo tentato anche di lanciargli. Sì, poco a valle del punto dove Walter è caduto è stato avvistato, lui era ancora insomma, in condizioni di galleggiamento, quindi chiedeva aiuto, ma evidentemente non c'era stata possibilità di intervenire. Non mi ha preposto, mentre siamo in diretta, il tempo in questo preciso istante sta peggiorando, siamo venuti qui quasi di nuovo. Condizioni così alternate quanto rendono più difficile il vostro lavoro? Perché superficie insomma non ho problemi, condizioni meteo di questo tipo non consentono il volo dell'elicottero e il volo dei droni che sono in queste circostanze dall'alto eventuali tracce di eventuale presenza del pericolante. Facendo, noi abbiamo visto anche il sindaco con la famiglia è molto scosso, molto provato, perché conosce personalmente il vigile del fuoco che è caduto nel torrente, sono coetanei, si considerare ma ogni istante che passa è un istante di speranza in meno. È tutto. Grazie a Fabio Fioravanti, in diretta da Puos dal Pago, continuano le ricerche del vigile del fuoco disperso e ieri era stata proprio raccontata questa storia nei dettagli dallo stesso Fioravanti. Era un vigile del fuoco che pare stesse aiutando i genitori a collocare dei sacchi di sabbia. Vediamo il servizio del nostro, non è ancora linkato, allora lo vedremo più tardi. Avremo anche altri collegamenti tra poco con Luisa Bertini da Vicenza, dal Ponte degli Angeli. Ci sarà l'assessore alla protezione civile Tosetto con lei. Vediamo
Vediamo, sì. Torniamo allora a Marghera perché giornalisti, colleghi, cioè Filippo Fois per noi stanno intervistando dopo la conferenza il Presidente. Sentiamo, andiamo in diretta da Marghera. Mettiti qua, no, vai qua. Scusa Ivana, bravo. Mettiti qua a fianco. Tanto poi il Presidente guarda tutte le camere. Grande paura, c'è ancora preoccupazione soprattutto per quanto riguarda Bibbione, però possiamo dire pericolo scampato anche grazie ai bacini, la reazione, oltre al grande lavoro dell'unità di crisi. Grande lavoro dell'unità di crisi e soprattutto voglio dire che tutte le opere del 2010 che oggi sono funzionanti ci hanno aiutato assolutamente a risolvere il problema. Dall'altro però, scusate, potete per favore? Sono state ore di apprensione, c'è ancora preoccupazione in realtà per quanto riguarda il tagliamento, dunque in Veneto a Bibbione, possiamo però dire pericolo scampato grazie ai bacini di illuminazione, 13 già realizzati, 10 in lavorazione e grazie all'unità di crisi. Sì, grazie al grande lavoro dell'unità di crisi, della protezione civile e di tutti quelli che hanno lavorato. Ovviamente non abbassiamo la guardia, siamo ancora in fase di allerta, fra l'altro anche con degli allarmi rossi. E dall'altro però voglio ricordare che le opere del 2010 che ho messo in cantiere allora, che cubano più di 2 miliardi di euro poi di attività fatte, ci hanno permesso di essere operativi. Penso al bacino di Caldogno che abbiamo aperto, Montebello che è stato oggetto di un ampliamento, piuttosto che Muson dei Sassi e molti altri bacini che avevamo a disposizione ma che non abbiamo attivato. Però i problemi maggiori in questo momento sono gli argini. Gli argini, e anche perché il danno vero ce l'abbiamo con questo stress test di quest'acqua che è caduta, che ha spinto e spinge moltissimo sui nostri argini e dovremo fare le radiografie agli argini e capire quale sarà il danno che poi noi abbiamo ereditato da questo diciamo, evento catastrofale. Questo serve anche un consiglio. Il consiglio ai cittadini, tutti chiedono consigli, il consiglio è di stare a casa e non andare sopra gli argini a vedere i fiumi pieni d'acqua, perché ricordo che il vero problema non è l'acqua che sormonta l'argine, il problema è che se ne va dall'argine, perché la pressione è elevata. Ricordo solo che nel 2010 se ne sono andati 32 argini, se qualcuno fosse stato sopra quegli argini a guardare l'acqua sarebbe morto. È stato di calamità naturale? Sì, il stato di calamità è dichiarato e ovviamente ho sentito che il Presidente Meloni a livello nazionale dichiarerà lo stato di calamità e Veneto c'è a pieno titolo, visto e considerato quello che è accaduto e sta accadendo. È giusto chiudere le scuole? Assolutamente sì, ha fatto bene l'unità di crisi coordinata dall'assessore Bottacin a valutare questo, ne avevamo parlato anche i giorni prima. Noi dobbiamo sempre far collimare gli interessi ovviamente dei cittadini con ovviamente quello che viene prima di tutto che è l'incolumità dei cittadini stessi. È chiuso il ponte di Latisana, però a preoccupare è il tagliamento. Il tagliamento in questa fase ci preoccupa non poco, sta passando il colmo di massima piena, cercheremo di capire come sarà lo sfogo a mare, visto e considerato che abbiamo questa tempesta perfetta che ci è data dal fatto che lo scirocco innalza la marea e non fa ricevere l'acqua dei fiumi in mare. Avete avuto un attimo di ansia che fosse una seconda vaia con il vento così forte che soffiava? Il vento è arrivato a 130-140 km all'ora, ansia no, perché bisogna essere lucidi quando si coordinano questi lavori, ma sicuramente la preoccupazione è che potesse replicarsi qualcosa di simile. Certo è che il vero tema in questa fase era rappresentato ed è rappresentato dalla piovosità che è stata importante, che ha raggiunto quasi 170 mm. Hai detto che il piano di contenimento delle nutrie non funziona alla fine. Beh no, è innegabile, siamo pieni di nutrie e io non ce l'ho con gli animali, ci mancherebbe, anzi sto dalla parte degli animali, però è pur vero che in questo caso tutte le gallerie che le nutrie fanno sui nostri argini diventano poi quelle gallerie dei fontanazzi, diventano delle vie per l'uscita dell'acqua e per lo sfondamento degli argini. Senta, che effetto le fa tornare qui dopo tutti questi mesi? Intervista al Presidente Zaia dei giornalisti in diretta da Marghera. Diamo una sbirciata alla nostra Tele 4 a Trieste dove c'è una violenta mareggiata. Sentiamo Ferdinando Avarino con Marco Stabile alla Barcola. Sentiamo. Un attimo e poi ci spostiamo. Bene, aggiungo un altro dato, teniamo le immagini di Marco Calabrese in diretta, in doppia finestra, riesci a mettermi ancora una volta lo smontamento di strada per Lazzaretto, perché c'è una cosa che avevo notato anch'io ma non ero sicuro. Marco? So, il problema è che butto via il zaino. Sì. Ecco, allora attenzione, noi ti sentiamo. Non so se tu avevi notato questa mattina. No, Marco, è troppo alto lì, è troppo alto. C'era un buco nell'asfalto. Andiamo di qua,
Marco Stabile, se mi senti... Guarda. Allora, fai vedere quell'immagine lì, Guido. Eccola. Questo è un pezzo di una panchina. Lo vedi? Una parte in marmo. Marco... Puliamo l'obiettivo un attimo, Ferdinando. Sì, però adesso ascoltami. Allora, quell'immagine che stiamo mandando in onda adesso è di un buco nell'asfalto in strada per Lazzaretto dove emerge l'acqua. Cioè non c'è solo la rotta e quindi si sono spostati i gersi e le paratoie, diciamo, in legno, ma c'è l'emersione di acqua dall'asfalto. Io l'avevo notato ma non ero sicuro e infatti lo scrive anche Riccardo in una mail. Ci si deve allontanare dalla strada, l'acqua fuoriesce dalla corsia a monte e infatti adesso ce lo scrive anche lui, l'ha notato da quello stesso video che noi abbiamo trasmesso stamattina. Vi vogliamo bene, state attenti, non ci vuole molto scivolare, essere risucchiati. Grazie Doriana, cordiali saluti. Claudio cosa ci scrive? Non lo so, cos'è sta foto? Lisonzo, a Canal, foto rubata. Andiamo un po' più avanti? C'è un confronto tra una foto. Rientra dopo di qua e andiamo verso... Vai Marco, vai Marco. Verso Barcola. Sì, ci spostiamo verso, diciamo, la mula di Barcola con l'assessore Babuder che mi dice che la situazione, diciamo così, è ancora peggio. Assessore, mi diceva che nelle zone che sono state, aspettiamo Marco, povero, perché sennò resta in pineta. Non indietro nessuno. Tanto più... Avete visto, la situazione a Trieste, proprio lungo il litorale tra il centro città e il castello di Miramare, l'acqua che ha praticamente allagato tutta la zona, sono mareggiate violentissime, mareggiate che hanno purtroppo causato grossi danni anche in Veneto, sul nostro litorale. Sentiamo in diretta, sentiamo da Jesolo Filippo Fois con il sindaco. Sindaco, come voi state naturalmente monitorando, dovrebbe arrivare adesso, diciamo, il peggio? Sì, allora noi purtroppo siamo abituati storicamente in questo periodo dell'anno ad affrontare il pericolo mareggiate. Dobbiamo dire che è una settimana ormai che siamo in allerta, sostanzialmente per la grossa parte della spiaggia dove sono state erette le dune hanno retto, quindi hanno fatto naturale protezione. In zone come queste in cui la duna verrà allestita nei prossimi giorni comunque registriamo solamente sporco, non solamente perché è tantissimo, come vedete abbiamo una marea di spiaggiato, è arrivato questa notte che verosimilmente arriverà ancora nelle prossime ore con la piena del Piave. Ovviamente sono costi enormi, da lunedì sarà all'opera già Veritas, l'azienda dei rifiuti, per asportare tutto questo legname, ma sicuramente sono sicuramente almeno 200.000 euro di costi. Peggio è andata nelle zone storicamente interessate dall'erosione, quindi la zona della Pineta, la zona est, dove la duna era già stata eretta ma è stata rotta in 4 punti, quindi abbiamo la zona del stabilimento Green Beach, sostanzialmente zona Piazza Torino, la zona dell'accesso al mare Negresco, la zona Merville e poi la Foce Piave, dove quel poco di duna che c'era è stata sostanzialmente erosa completamente, quindi ci sono stati dei danni sostanziali a camminamenti e tutti, diciamo, i servizi degli stabilimenti. Invece la conta dei danni deve essere ancora fatta. Sì, allora ovviamente attendiamo anche qui che si placchi un po' il meteo e quindi da lunedì ci metteremo all'opera assieme con la Federconsorzi che rappresenta gli stabilimenti per capire un po' i danni. Ci sono sicuramente ingenti danni al patrimonio privato, però ci saranno anche danni al patrimonio pubblico, perché ovviamente tutta questa sabbia che è stata erosa dovrà essere giocoforza riportata nella prossima primavera e sicuramente saremo sopra il 1 milione di euro di danni, quindi i danni sono contenuti nel senso che riguardano una porzione del territorio, però sono assolutamente ingenti e non ce la faremo ovviamente solo come comune a sostenerli. Quindi chi deve aiutarvi? La Regione? Sì, allora ovviamente la voce va alla Regione, sappiamo che è sempre vicina e quindi non abbiamo dubbio che risponderà, però noi ogni anno impieghiamo almeno 500.000 euro per il ripascimento con il bilancio del Comune, sono delle cifre molto importanti. Quest'anno andremo sicuramente oltre, quindi abbiamo assolutamente bisogno di un sostegno ulteriore e nel frattempo monitoriamo nelle prossime ore anche il Piave, il passaggio della massima è prevista indicativamente nel primo pomeriggio per
per il nostro territorio. Non abbiamo situazioni al momento di emergenza, però monitoriamo perché ovviamente abbiamo delle zone golenali anche noi. Noi siamo in un periodo dell'anno che è tradizionalmente di mareggiate, ma è un fenomeno che sta peggiorando negli ultimi anni. Oddio, questo bisognerebbe vederlo probabilmente su più larga scala, guardando più anni. Noi sappiamo che questo è il periodo più grave, quindi ci siamo abituati. Ci sono degli anni che va meglio, come l'anno scorso, e anni come questo in cui va peggio. Ovviamente bisognerà ragionare su questo, lo stiamo facendo con la Regione del Veneto per capire se ci sono degli interventi strutturali che si possono implementare, e su questo l'amministrazione sta anche recuperando dei fondi grazie al rinnovo delle concessioni demaniali per andare a mitigare appunto gli effetti di queste mareggiate che sappiamo esserci in questo periodo dell'anno. Questo era il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, insieme a Filippo Fois. Adesso andiamo in diretta a Breda di Piave, dove c'è Cristian Arboit. A te, Cristian. E dove sta passando proprio in questi minuti l'onda, la piena del Piave, e qui si può di fatto toccare con mano. Siamo vicinissimi, come vedi, pochi centimetri e l'acqua potrebbe esondare, ma con ogni probabilità non sarà così, proprio perché la piena sta passando in questi minuti. E qui con noi c'è il sindaco di Breda di Piave, Cristiano Mosole. La situazione è sotto controllo, ma fa impressione questo Piave. Decisamente fa impressione, è spettacolare quanto impressionante la situazione. Sì, è sotto controllo, sta passando adesso e entro l'una insomma dovremo avere il picco massimo, ma non avremo problemi di fatto. Quindi. E questo perché sono state fatte delle opere, questo va detto. Sicuramente qua un po' più a monte la Regione Veneto ha fatto un intervento qualche anno fa, ha realizzato una scogliera con uno sperone che sicuramente ha aiutato. Certo, poi ce ne saranno altri interventi, ma quello sicuramente in questa occasione è stato veramente importante. E fortunatamente anche, mi viene da dire, tutta la quantità di pioggia che avrebbe dovuto cadere anche nell'Alto Piave, nella Pedemontana, fortunatamente non è arrivata così intensa, e quindi la situazione rimane sotto controllo anche grazie a questo. Ecco. Sì. Voi intanto comunque come comune avete attivato il centro operativo, ci sono gli uomini della protezione civile, insomma siete tra le tante amministrazioni coinvolte nella gestione dell'emergenza. Sì, il nostro centro operativo è aperto da ieri, la situazione la teniamo sotto monitoraggio, non abbiamo presidi perché non se ne rende necessaria la presenza, però eravamo pronti in ogni caso a intervenire qualsiasi cosa fosse successo. Quindi nessuna persona, nessuna delle famiglie che si trovano in quelle case, che comunque sono in area golenale, nessuno è stato evacuato? No, assolutamente no, abbiamo fatto l'attività di informazione e basta, poi solo monitoraggio e attenzione a tutti quanti. Sì. Ecco, direttore, grazie davvero sindaco Cristiano Mosole. Questa l'area golenale di Breda di Piave, questo il Piave e la piena di fatto che sta passando. Adesso noi siamo diretti a Zensona di Piave, a Zensona dove si trova l'asta idrometrica, e quella ci dirà di fatto la verità. Una cosa è certa, direttore, un Piave così non si vedeva da diversi anni. Quante volte abbiamo parlato di siccità, adesso ci stiamo dirigendo sui 7 metri, se non sbaglio, no, sindaco, più o meno di altezza, Ponte di Piave, dove eravamo questa mattina. Noi adesso voliamo con Nicola Marcato a Zensona di Piave e da lì appunto ti daremo il flusso reale, stando appunto ai dati e ai numeri dell'asta idrometrica. Per il momento da Via del Passo di Breda è tutto, a te la linea. Cristian Arboit e a Nicola Marcato. Andiamo adesso a Muson dei Sassi, dove è iniziato ieri il monitoraggio, un fiume a carattere torrentizio che si è ingrossato via a via per le intense piogge sulla Pedemontana. La situazione sembra essere sotto controllo, come ci ha spiegato al telefono la consigliera provinciale delegata alla protezione civile Daniela Bordin. Sentiamo. Nel corso della notte il fiume è stato monitorato
diciamo nei suoi punti con le varie squadre di protezione civile, Vigo d'Arzere, Vigonzo, quant'altro, e nel corso della notte poi è sceso, insomma i dati che abbiamo avuto questa stamattina, quindi non è successo, non è esondato, non ha avuto problemi, però è chiaro che per la quantità di acqua che è scesa nella zona montana e pedemontana è chiaro che noi a valle dovevamo monitorare il tutto. La situazione è in parte rientrata, è chiaro che il controllo è un po' su tutto il territorio, questa notte in particolare l'attenzionato era il Muson, ma nel corso di questi giorni, insomma a partire dal 1° di novembre è stato attenzionato un po' l'Adige per il movimento di piena che doveva passare a fine giornata e che è passata senza creare grossi danni. In zona di Anguillara Veneta ci sono dei fontanazzi che sono sotto controllo e monitorati. È chiaro che da adesso siamo in una fase di, tra virgolette, pausa, nel senso che però l'acqua che è caduta dovrà scendere a valle, quindi siamo nella fase di verificare momento per momento quelle che sono le situazioni. Allora, l'aumento del livello del fiume Bacchiglione e dei torrenti ha fatto decidere ieri sera l'amministrazione di Vicenza ad aprire i bacini di laminazione che davvero stanno salvando il Veneto. Sono stati costruiti nella provincia berica dopo la terribile alluvione del 2010. Sono entrate così in funzione le strutture di Caldogno in grado di mettere in sicurezza anche le città di Vicenza e di Padova e quello di Montebello Vicentino che tutela la vallata del Chiampo e le aree del Basso Vicentino e della Bassa Veronese. Significativa in particolare l'apertura delle paratie del bacino di Caldogno, il più grande in Veneto, e sono state aperte per la seconda volta da quando è stato costruito. Avremo tra poco in diretta Luisa Bertini proprio dal Ponte degli Angeli per vedere come sono andate le cose. Intanto vediamo il vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi al microfono di Francesco Rattai per un aggiornamento sulla Bacchiglione a Padova. Sono ore di apprensione in tutta la regione, abbiamo osservato e monitorato gli effetti di questo temporale che da ieri sera e questa notte ha colpito la nostra regione ma tutto l'arco alpino. Adesso la cosa importante è vedere gli effetti di questa pioggia che è caduta sulle montagne e che in queste ore sta scendendo in pianura e scende attraverso il sistema di fiumi e di canali. Per noi l'osservato speciale è il Bacchiglione, l'abbiamo detto anche ieri, e stiamo controllando i livelli lungo l'asta del Bacchiglione. In questo momento sul Vicentino la piena sta passando, quindi arriverà attraverserà la città di Padova, quindi queste sponde tra una decina di ore circa. Noi saremo qui, già la protezione civile sta pattugliando gli argini per vedere anche lo stato, la situazione degli argini che sono la nostra infrastruttura di difesa da questi eventi. Noi non prevediamo quantitativi e livelli del fiume che possano impensierire la città di Padova. Padova è una città ben difesa perché lo scaricatore è il nostro scudo principale. In questo momento il ponte di Cavaia all'altezza del Bassanello è chiuso e quindi le acque di piena non entreranno nei canali interni alla città ma transiteranno per questo bypass che i padovani hanno costruito più di 150 anni fa proprio per difendere la città. Quindi osserveremo un innalzamento dei fiumi che dai dati che abbiamo misurato a Vicenza non impensieriranno la città. Comunque la situazione è da tenere monitorata, per questo la protezione civile è qui per valutare lo stato degli argini. E restiamo sempre a Padova dove in via precauzionale è stato chiuso il ponte sul Brenta di Carturo a San Giorgio in Bosco per rimuovere ramaglie che impediscono il deflusso dell'acqua, come ci racconta Francesco Rattai. Sentiamo.
Siamo con il sindaco di San Giorgio in Bosco, Nicola Pettenuzzo, che ringraziamo. Ci troviamo sul ponte di Carturo che collega Piazzola sul Brenta con San Giorgio in Bosco. Siamo qui perché il ponte è stato chiuso oggi per permettere la pulizia del fiume. Lo vedete qua sotto, ci sono molti tronchi incagliati e bloccano il deflusso regolare dell'acqua. Il livello, lo potete vedere, è alto ma non preoccupa. Col sindaco infatti prima parlavamo, la notte tutto sommato è andata in maniera regolare e tranquilla. Sì, la notte è stata tranquilla, non abbiamo avuto particolari allarmi, quindi abbiamo tenuto monitorato il fiume come tutti gli altri canali che scolano verso il Brenta e comunque sì, è stata una notte tranquilla nella nostra zona, fortunatamente. Appunto l'unica necessità è quella di chiudere il fiume per permettere le operazioni di pulizia. Sì, è stato deciso da parte della provincia la chiusura del ponte per permettere le operazioni di pulizia di tutti questi tronchi che si sono accumulati in queste ore, perché ovviamente la corrente li ha portati giù e hanno creato questa situazione, non dico pericolosa, ma quantomeno bisognosa di intervento quanto prima, insomma. Ecco, una criticità che state cercando di risolvere. Il fiume, lo vediamo, è alto, ma probabilmente l'avete visto anche più alto. Sì, l'abbiamo visto molto più alto. Negli anni passati ci sono state delle piene particolarmente importanti e quindi fortunatamente la situazione è ancora tranquilla e confidiamo, insomma, che il tempo si tranquillizzi anche lui e ci dia un attimo di respiro senza incappare in altre situazioni ancora più gravi. Ecco, al momento sta piovendo, le previsioni meteo però parlano di rasserenamenti nel pomeriggio. Sì, ho visto anch'io le previsioni, parlano di rasserenamento e comunque speriamo che anche in montagna, insomma, le precipitazioni calino in maniera tale da far defluire un po' il fiume con più tranquillità. Per quando è prevista la piena del Brenta? Ma non abbiamo informazioni precise su un'onda di piena, quindi penso che col calare delle precipitazioni di conseguenza che il fiume calerà sicuramente la sua portata. Ecco, un'ultima cosa, ringrazio anche Federico Cibotto che è qua con noi. Guardate il Brenta, però che potenza, è un fiume molto impetuoso, è storicamente un fiume che ha una grande forza, lo si vede dagli sbocchi che fa sull'acqua. Sindaco, il fiume racconta appunto di una situazione non preoccupante. No, infatti la situazione non è preoccupante, il livello è alto e il fiume si fa sentire, si fa vedere in tutta la sua forza e comunque, torno a ripetere, abbiamo visto piene molto più alte, molto più importanti. Per il momento la situazione è sotto controllo. Il Brenta è sempre un fiume comunque che si fa notare e quindi è giusto tenere monitorata e controllata anche la situazione dell'alveo, insomma. Purtroppo ci sono tante piante che morte cadono all'interno dell'alveo e con le piene vengono strappate dalle sponde e vengono portate a valle, insomma. Ecco, grazie al sindaco Nicola Pettenuzzo per essere stato con noi. Teniamo monitorata la situazione per il momento. Questo era Francesco Rattai. Continuano le ricerche di quella che potrebbe essere l'unica vittima dell'ondata di maltempo che ha colpito il Veneto, un vigile del fuoco che è disperso da ieri sera. Vedete le immagini della località in cui il vigile sarebbe scivolato nell'acqua di questo torrente. Stava aiutando a quanto pare i genitori a proteggere la loro abitazione con dei sacchi di sabbia nei pressi di questo torrente e i suoi colleghi da ieri lo stanno
cercando. È l'unico disperso per ora. In Veneto, molto diversa la situazione in Toscana, dove i dispersi sono molti, i morti sono 5. Vedete le ricerche che continuano, ma finora non hanno dato alcun esito. Le acque, le correnti sono particolarmente forti e quindi il corpo potrebbe essere stato trascinato più a valle, e sono effettivamente molto difficili queste operazioni portate avanti dai vigili del fuoco. Adesso andiamo a Romano De Zelino, sempre in diretta da Daniele Garbin con il sindaco di Romano, Bontorin. A te, Daniele. Sì, grazie direttore, eccoci qua, stiamo facendo questo giro proprio nella fascia pedemontana del Bassanese, che comunque ricordiamo è nell'allerta rossa, e qui la zona era stata proprio tra quelle più attenzionate in Veneto. In questo momento siamo con il sindaco nel bacino di laminazione. Ieri sera insomma avete avuto momenti di apprensione, comunque la paura c'è stata, sindaco. Sì, siamo qui a San Giacomo di Romano, qui alla mia sinistra vedo il bacino di laminazione che pian pianino si sta riempendo, anche in funzione di quello che è l'allerta che è stata emessa, e di conseguenza il consorzio di bacino, il consorzio bonifica ha aperto le paratie proprio per evitare che l'acqua che sta scendendo dai torrenti Mardignon e Dolzetta si riversi su quella che è la rete idraulica secondaria e poi allaghi campi e strade. Ieri nel pomeriggio tra le 15 e le 17 abbiamo avuto effettivamente dei momenti complicati con una provinciale che ricordiamo in questo momento, se può mandare l'immagine alla regia, che proprio il sindaco ha girato, quindi in questo momento descriviamo cosa è successo. Sì, ieri proprio nella giornata di ieri, nel pomeriggio, con quell'acquazzone, con quella bomba d'acqua, abbiamo avuto per la prima volta parte della provinciale schiavonesca marosticana che si è allagata, quindi siamo dovuti intervenire con la polizia locale per regolare il traffico. C'è stata una buona ora di difficoltà, perché molta parte delle vie del comune che si trovano a nord del bacino erano invase dall'acqua, e questa via che è immediatamente a sud del bacino ha avuto questo improvviso allagamento che di conseguenza ha provocato molti disagi. Ecco, parliamo proprio di che cosa? Cantine, alle strade, che cosa, soprattutto quante persone coinvolte? Lì abbiamo una zona che è limitrofa alla zona industriale, però ci sono anche diverse residenze, e il fatto che questa via di collegamento tra le province di Vicenza e di Treviso fosse allagata poteva anche comportare il blocco del traffico, soprattutto nell'ora di rientro dal lavoro. E la situazione fortunatamente si è risolta in serata, e da ieri sera, anche con l'apertura totale di alcune paratie del bacino di laminazione, come si vede qui, si è allagato parte del bacino e ha di fatto attenuato quello che era l'impatto anche sulla rete idraulica secondaria. Questa mattina gli acquazzoni fortunatamente hanno avuto un impatto limitato, e adesso con questa piova che sta ritornando a cadere speriamo che comunque il fatto che i campi sono zuppi non vada ad appesantire la situazione che è già al limite. Ecco, proprio parliamo di questo, l'allarme è ancora attivato, comunque il COC penso sia ancora attivato, vedo sì. Sì, noi abbiamo attivato il centro operativo comunale fino alla giornata di domani compresa, e proprio per questo, nel caso ci fossero anche necessità da parte dei cittadini di rivolgersi alla struttura comunale per quello che può essere un aiuto nell'immediato, nelle emergenze, evidentemente sempre facendo capire che se c'è un'emergenza anche con il rischio per le persone si devono chiamare i vigili del fuoco e il pronto intervento. Ecco, abbiamo capito anche che le scuole chiuse è stato un provvedimento un po' per tutti i sindaci provvidenziale, no? Perché questo ha contribuito a non vedere tanta gente per strada. Ecco, questo qui è stata una cosa che abbiamo, diciamo, anche come sindaci dell'area rossa qui della Pedemontana. In ogni caso, nell'attesa che arrivasse l'ordinanza firmata, avevamo già di fatto deciso e comunicato alle scuole che questa sarebbe stata la decisione in arrivo. Perfetto, allora innanzitutto buon lavoro sindaco, e con questo restituisco la linea allo studio, direttore. Grazie molto di nuovo. Diamo un'altra occhiata a Trieste attraverso le immagini di Tele4, la nostra emittente del gruppo Media Nord-Est. Vediamo Marco Stabile, lo vediamo? Torniamo in studio, andiamo anche con le immagini qui. Isonzo, Ponte di Gradisca, lato Sagrado, queste immagini sempre dal profilo della protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia, ed eccole qua anche con le fotocellule per tenere monitorata la situazione nel corso della notte.
così è stato. Datemi qualche informazione, se non possiamo più parlare con Marco Stabile andiamo... ecco, vedo Polidori. Sindaco, buongiorno, vediamo se lei mi sente, però dobbiamo sistemare l'inquadratura perché vedo solo la fronte. Allora, questo era Ferdinando Avarino da Trieste, che sta raccontando quello che sta accadendo in Friuli Venezia Giulia su Tele 4. Adesso torniamo a Vicenza, sul Ponte degli Angeli c'è Luisa Bertini con l'assessore alla protezione civile Tosetto. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Questa è stata una nottata di apprensione, il COC ovviamente non è mai stato smantellato a partire da lunedì, però stanotte siete stati proprio qua sugli argini, sono state montate le paratie perché si attendeva la piena che poi c'è stata intorno alle 23:45, per fortuna nessuna conseguenza. Insomma, com'è andata questa nottata di apprensione? Ma una nottata difficile, un ringraziamento lo voglio fare subito sia a tutti gli agenti della polizia locale ma soprattutto al coordinatore e a tutti i volontari del gruppo comunale della protezione civile. Quello che dovevamo fare rispetto al nostro piano di emergenza è stato fatto, abbiamo messo le paratie, abbiamo predisposto e poi distribuito i sacchi di sabbia dove erano previsti e siamo intervenuti dove ci sono state fatte delle segnalazioni. Il peggio per fortuna è stato, diciamo così, scampato, nel senso che a un certo punto quando si è aperto il bacino di Caldogno abbiamo visto come ha rallentato in modo importante il bacchiglione fino poi a fermarsi e a cominciare a calare, come invece quello che ci ha creato un pochettino più di preoccupazione, soprattutto in nottata, è stato il retrone che ha aspettato molto per fermarsi e poi finalmente a un certo punto ha cominciato a rallentare ma poi anche a calare. Ecco, qual è stato il livello massimo del bacchiglione e qual è il livello di allerta? Mi riferisco in modo particolare alla piena del 2010. Ma la piena ovviamente andiamo su molto con il livello, diciamo che però rispetto al nostro piano i 4,5 metri è la linea, diciamo, di allarme e purtroppo questa notte l'abbiamo superata, però ci siamo fermati un po' prima del 5 metri, quindi comunque siamo stati operativi e abbiamo messo giù tutto quello che dovevamo fare rispetto al nostro piano delle emergenze, però di fatto diciamo, quello che ha fatto sicuramente la differenza è stato a un certo punto il bacino a Caldogno, motivo per il quale non abbiamo poi mandato gli SMS di diciamo così, di allarme proprio per evitare di diciamo, preoccupare troppo la cittadinanza. Però ovviamente siamo stati svegli tutta la notte, abbiamo lavorato tutta la notte, anche verso le 3:30 quando purtroppo a un certo punto è salita un po' di acqua dai bagni del Teatro Olimpico. Questo è un problema che ogni volta accade quando il bacchiglione qui a Ponte degli Angeli sale troppo e quindi anche lì immediatamente il gruppo dei volontari della protezione civile è intervenuto per portare l'acqua verso le pompe e quindi anche lì in un'oretta più o meno si è riusciti a risolvere il problema. Ecco, di questa nottata di apprensione ne abbiamo parlato stamattina anche insieme al sindaco Giacomo Possamai, sentiamo insieme cosa ci ha detto. È stata sicuramente una notte di grande preoccupazione, il bacchiglione in realtà ha iniziato a calare abbastanza presto grazie all'apertura del bacino di Caldogno, mentre il retrone ha dato grande preoccupazione fino a molto tardi, fino a notte fonda. Per fortuna la piena è passata, almeno al momento, anche se l'allerta resta fino a questa sera. La Regione ha proclamato l'allerta rossa dal punto di vista idrogeologico anche per tutta la giornata di oggi, quindi il COC, il centro operativo comunale, resta aperto per verificare la situazione. Al momento per fortuna possiamo dire che l'impatto sulla città è stato leggero, nel senso che non abbiamo avuto dal punto di vista delle segnalazioni dei cittadini nessun tipo di segnalazione rilevante. È stato fatto molto dal 2010 ad oggi, molto sia dal punto di vista delle opere, penso appunto al bacino di Caldogno, ma anche alle piccole opere in città, penso a tutto il sistema di paratie che ieri la protezione civile, i volontari della protezione civile, che ringrazio ancora una volta, hanno attivato, a tutta l'attività logistica con i sacchi di sabbia, al coordinamento che è stato messo in campo a livello di città e anche a livello regionale. Quindi per fortuna in questi 13 anni si è fatta tesoro di quell'esperienza tragica. È chiaro
che dobbiamo continuare a stare attenti, perché ieri, nella nottata di ieri, gli interventi sono bastati. È evidente che questo clima sempre più complicato e sempre più estremo rischia però di metterci sempre in grande difficoltà. Ecco, abbiamo sentito quello che ci ha detto il sindaco Giacomo Possamai. Tra l'altro il disagio qui in città c'è stato anche per molti cittadini, per molte famiglie, visto che le scuole sono rimaste chiuse in 84 comuni, Vicenza compresa. Sì, a un certo punto è arrivata l'indicazione della Regione del Veneto, poi recepita anche dalla Prefettura, che ha sentito il Presidente della Provincia, ma soprattutto anche il Provveditorato degli Studi. A questo punto, appunto, in tutti gli 84 comuni del Vicentino che erano in zona rossa è stato deciso di chiudere le scuole oggi. A Vicenza città anche oggi come ieri abbiamo chiuso i parchi, sia i parchi storici che i parchi gioco dei quartiere. Verosimilmente speriamo appunto nell'arco della giornata di avere dei bollettini regionali che miglioreranno la situazione, quindi verosimilmente domani dovremmo riaprirli. Ecco, infatti proprio a proposito delle scuole abbiamo sentito il provveditore agli studi di Vicenza, Nicoletta Morbioli, sentiamo insieme cosa ci ha detto. Oggi è la giornata delle scuole chiuse? Sì, oggi è la giornata delle scuole chiuse per allarme maltempo. La Prefettura ieri ci ha comunicato, era in sinergia con noi fino a ieri sera, di chiudere le scuole, quindi tutto il personale, tutti gli studenti sono a casa per una questione di sicurezza. Ci sono tanti comuni e quindi abbiamo fatto squadra con i sindaci per dare la comunicazione in tempo reale. Fino a stasera e domani vedremo. Quindi domani è ancora in bilico la situazione, potrebbero rimanere chiuse le scuole? Allora, come comunicazione abbiamo dato fino a stasera, domani ci aggiorniamo, dovrebbero insomma migliorare le condizioni meteo sentendo le previsioni, per cui non dovrebbero esserci problemi per domani mattina, anche se nelle scuole del Vicentino ci sono poche attività didattiche il sabato, perché molte scuole hanno una settimana corta, quindi dal lunedì al venerdì. Ecco, allerta meteo che diciamo è in fase calante, ma comunque l'allarme arancione e l'allarme rosso per due motivi diversi, quindi il rischio idrogeologico, ancora l'allarme rosso persiste fino a domani. E che cosa significa? C'è un rischio smottamenti fondamentalmente? Sì, noi ovviamente abbiamo tenuto aperto costantemente il COC proprio per questi bollettini regionali che continuano ad arrivare. Anche oggi, appunto, come giustamente ricordava, siamo soprattutto arancioni per la problematica idrauliche e il COC rimane sempre aperto. Attendiamo di vedere nell'arco della giornata i bollettini che dovessero arrivarci. Ovviamente nel momento in cui dovesse la situazione tornare, diciamo, alla normalità, il COC rimarrà, lo chiuderemo. E a proposito dei rischi idrogeologici, ne abbiamo parlato proprio stamattina insieme a Filippo Squarcina, che è il responsabile della protezione civile della provincia di Vicenza. Sentiamolo insieme. Siamo ancora in allarme rosso per gli 84 comuni della provincia, però la situazione è sotto controllo, non abbiamo evidenza di seri fenomeni quali allagamenti o frane. Abbiamo avuto piccoli episodi questa notte, ma niente di rilevante. In questo momento l'emergenza idraulica è stata superata stanotte con il passaggio dell'onda su Ponte degli Angeli, la parte più bassa del centro storico di Vicenza, senza quindi grossi problemi. Rimane invece una criticità importante per quanto riguarda frane e smottamenti. Sì, appunto siamo ancora in allerta rossa perché ha piovuto molto e quindi ci sono i terreni ricchi d'acqua e quindi sì, questo può comportare frane e smottamenti e quindi devono essere tenuti sotto controllo. La zona più attenzionata qual è? Quella pedemontana? Sì, la zona montana e la zona pedemontana dove ha piovuto parecchio. Quindi diciamo la fascia nel Vicentino che va da Trissino fino a Bassano. Esattamente, fascia pedemontana e zone montane. Questo è il motivo per cui le scuole ancora oggi sono chiuse? Sono state chiuse proprio per evitare possibili incidenti anche semplicemente negli spostamenti e anche per favorire lo spostamento dei mezzi di soccorso.
Ecco, per quanto riguarda invece il rischio idraulico, che abbiamo detto che a Vicenza è stato superato bene durante la notte, molto ha contribuito anche l'apertura del bacino di laminazione di Caldogno. Sì, sappiamo che alle ore 21 di ieri sera è stato aperto il bacino, poi sapere quanto ha contribuito, questo bisognerà poi verificarlo alla fine, insomma, dell'emergenza. Certo, però un contributo importante è stato dato sicuramente. Il contributo è già stato, adesso quantificarlo agli enti competenti lo faranno e vediamo con l'efficacia quanto è stato. Salutare l'assessore Matteo Tosetto, gli chiediamo un pronostico, cosa succederà da qui a domenica, cosa è previsto, cosa c'è in previsione, meteo e rischi? I bollettini ci dicono ancora che comunque questo fine settimana del tempo non tornerà e quindi è possibile che ci saranno piogge ma anche temporali, ovviamente sulla base delle indicazioni che ci sono oggi può essere che stasera o domani le previsioni possano cambiare, cosa che ci auguriamo. Sta di fatto che comunque dovrebbe esserci un miglioramento soprattutto rispetto alla parte idraulica o idrogeologica e questo è un po' quello che ovviamente ci fa alleggerire un attimo la tensione. Ecco, io ringrazio l'assessore e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini e all'assessore Tosetto. E l'effetto dei cambiamenti climatici, la tropicalizzazione del clima, quindi cambiamenti molto rapidi. Stamattina su Treviso c'era il sole, dopodiché improvvisamente è arrivato un fronte nuvoloso, è ripreso a piovere. Vediamo i titoli del Gazzettino. In Veneto sono caduti 160 mm d'acqua in 24 ore. Zaia poco fa ha dichiarato lo stato di calamità, l'abbiamo sentito in diretta. Risentiremo la prima parte del punto stampa del Presidente e dell'assessore Bottaccina. Attenzione per le piene dei fiumi, 10 case evacuate sul Piave. Tra poco sentiremo le ultime da Christian Arboit. In Friuli Venezia Giulia, frane, fiumi esondati, auto bloccate. Abbiamo visto delle immagini impressionanti dalla Barcola di Trieste, il lungomare di questa splendida città. E poi ancora il tagliamento fa paura, arriva la piena, chiuso il ponte tra la Tisana e San Michele, l'avvertimento via le auto dai garage interrati. E la notizia con cui abbiamo aperto, il pompiere è disperso, si stanno cercando, i suoi colleghi lo stanno cercando nel torrente in cui è scivolato ieri sera. Allora, vediamo il Piave, vediamo com'è la situazione sul Piave nel servizio di Christian Arboit con cui poi ci collegheremo in diretta. Vediamo. Qui il Piave, a Ponte di Piave, siamo sotto il ponte ferroviario, lì c'è la Postumia. Il Piave qui sta crescendo di 5 centimetri ogni 10 minuti. Questo è l'andamento. Infatti, ecco, Nicola, spostati perché ti sta raggiungendo proprio in questo momento. Questo è il trend che ha calcolato anche la sindaca Paola Roma, che ha passato l'ennesima notte insonne, perché c'è da dire questo. Sindaco, se mi può magari raggiungere, quindi la piena attesa per che ora? Ma noi calcoliamo che sia verso le prime ore del primo pomeriggio e sostanzialmente anche per questa volta le due vie, via Piave in particolare via Zattere, abbiamo fatto evacuare questa notte le persone proprio perché essendo più basse abbiamo la necessità poi di andare a recuperarle, ci è molto più difficile andare a recuperarle, quindi prestare i soccorsi. Quindi si è ripetuto il copione della notte tra lunedì e martedì. Evacuate le 10 famiglie, quelle più prossime all'area golenale, su 90 famiglie residenti complessive in tutta la golena del Piave qui a Ponte. Dove sono state portate? Allora, 2 di queste famiglie sono presso il centro servizi Gianni Marin, che ringrazio, che hanno dato ospitalità, grazie ovviamente anche alla protezione civile, carabinieri in congedo, che hanno predisposto proprio anche le brandine per loro e quindi anche per metterle in sicurezza durante tutta questa nottata. Tra l'altro, di loro
c'è anche la signora Cosima che avevamo sentito lunedì e che era pronta, ci raccontava di come avesse la macchina pronta, avesse già fatto le valigie e quant'altro. Quindi teoricamente nelle prossime ore passa la piena e poi l'emergenza nel pomeriggio dovrebbe rientrare. Sì, noi riteniamo che adesso siamo a circa 6,20 metri, dovrebbe aumentare fino a circa 7 metri e quindi poi riscendere e quindi andare a concludersi la situazione. È chiaro che abbiamo ritenuto proprio rispetto a questa necessità di intervenire immediatamente mettendo già in sicurezza dalle prime ore dell'alba, proprio per evitare insomma di trovare spiacevoli situazioni anche di ingresso di acqua all'interno delle abitazioni, anche perché c'è una confluenza anche del Cre2 e della Negrisia, che sono due fossati che chiaramente sono anche oltre il livello e che quindi vanno a confluire poi nel Piave. Che tra l'altro sono due fiumi che si trovano a poche centinaia di metri da qui sostanzialmente. Esattamente, e si collegano poi e si immergono all'interno della Piave e sostanzialmente prendono poi avvio all'interno del Piave nel suo corso. Ecco, fra 2 o 3 ore teoricamente, Sindaco, tutta quest'area dovrebbe risultare sommersa, sì. e questo fino alle prime abitazioni che si trovano in quella posizione. Non so se riusciamo a inquadrarla, quella casa gialla, poi su c'è un'altra casa ancora. Sì, esattamente, che sono quelle che abbiamo fatto appunto evacuare, che pertanto quindi li abbiamo già messi in sicurezza con un congruo tempo. Ecco, qui nei dintorni tutto il terreno è imbevuto d'acqua, anche i campi, ci sono danni al momento? No, al momento non si contano questi, soprattutto la cosa da mettere in sicurezza appunto le persone, poiché appunto le abitazioni sono molto più basse rispetto a tutte le altre fasce, quindi la fascia B e la fascia C, che sono abitazioni che sono un po' più alte rispetto a questa, alle due vie che appunto sono via Piave e via Zattere. E questa è la sindaca Paola Roma, intervistata da Christian Arboit questa mattina. L'onda di piena sta passando, tra pochissimo andremo a Zenzon di Piave di nuovo con Christian Arboit in diretta. 2 minuti di pubblicità e torniamo subito. Di nuovo in diretta con la Maltempo e andiamo da Christian Arboit a Zenzon di Piave, che ricorderà domani il 4 novembre del 1966, quando ci fu un vero e proprio disastro, l'alluvione che devastò Venezia, ma anche il Piave fece dei danni enormi. A te Christian. Sì, direttore, buongiorno di nuovo. Come ti dicevo, siamo a Zenzon di Piave, dove il Piave ha esondato in questa zona. Siamo in pieno parco golenale, in via Ansa, qui con me gli uomini della protezione civile che stanno operando incessantemente da ore e da giorni, perché comunque questa fase emergenziale è iniziata già lunedì. In realtà il sindaco, anche lui qui con me, Daniele Dalanese, già era entrato in piena operatività nel pomeriggio di domenica. Siamo stati più volte a Zenzon, insomma alla fine il Piave ha straripato sostanzialmente in questa zona, è sotto controllo, ma sono immagini che fanno impressione. Sì, certo, purtroppo come avevamo pensato, come avevamo in qualche modo capito, nella notte e durante le prime ore di questa mattina il Piave, come vedete, è uscito. Per fortuna si è limitato ad uscire nella prima fascia del letto golenale, però comunque ha fatto diciamo un paio di metri fuori dal letto naturale del Piave. L'asta idrometrica che è qui a poche decine di metri è laggiù, non so se riusciamo a inquadrarla, Nicola, il manufatto rosso da quella parte, quella è l'asta idrometrica, a quanto si è assestata? Allora, abbiamo appena fatto la lettura, 5 minuti fa si è assestata ai 6,90 metri, per la precisione 7 metri quasi. Quindi la piena di fatto si attesta sui... Oggi sì, questa volta si attesta sui 7 metri. Sta transitando adesso, questo speriamo sia il colmo della piena e quindi poi vada in stanca e poi decresca. Ecco, martedì sera, quando ci siamo ritrovati in apertura del telegiornale di Treviso, segnava 5,80 più o meno. Esatto, quella era riferita alla precedente emergenza del Piave. In realtà poi è scesa fortunatamente nei giorni passati,
per poi ricrescere ieri pomeriggio incessantemente fino adesso, insomma. Ecco, fra poco tra l'altro ti richiederò la linea, fra qualche minuto, direttore, andremo in un'abitazione, l'unica che è stata in qualche modo lambita in area golenale. Sì, per fortuna l'unica, e per fortuna non è entrata l'acqua in casa e sta lambendo proprio l'accesso, però purtroppo loro comunque hanno l'acqua, insomma, vicino all'ingresso. Ecco, fra poco quindi ci porteremo sul posto, che è a qualche centinaio di metri da qui. Abbiamo Costa Domenica Costa, caposquadra della Protezione Civile. Avete operato senza sosta praticamente tutta la settimana? Sì, tutta la settimana. L'unico problema questa mattina, a mettere in sicurezza la casa che andiamo a vedere dopo, abbiamo preparato alcuni sacchi per sicurezza. Per il momento è tutto sotto controllo e speriamo bene. Insomma, adesso andiamo a vedere. Ringrazio anche Luciano Piccoli, anche lei presente, volontari sempre operativi. Ecco, allora direttore, facciamo così, io ti lascio per il momento con questa immagine più che eloquente e poi ci spostiamo verso la casa. A fra poco. Cristian, grazie molte. Torniamo a Trieste perché il tagliamento, c'è l'onda di piena in questo momento. Vediamo che cosa sta succedendo attraverso Tele4. Sentiamo in diretta da Tele4, c'è Ferdinando Avarino che sta seguendo la situazione. Sentiamo. Ho l'assessore Babuder in linea, lo faccio sentire così, perché uno dei simboli, di quella che è la nostra cronaca del disastro di questa mattina è stato messo in salvo. Assessore, prego. Sì, sono riusciti a regarla assieme a tutti i ragazzi che poi... Parliamo della mula di Barcola, sì, prego. La perdita dei mosconi, della loro attività, chi faceva il SUP, insomma almeno con il loro sforzo pare che al momento almeno si sia riusciti a legarla con una catena, ecco. Cioè, la fortuna e l'impavidità di taluni, ecco. Cioè lei insieme ai ragazzi dell'associazione che gestiscono lo square avete messo in sicurezza la mula. Al momento è legata sia da una catena sia da un'ulteriore cima, ecco. Va bene. Naturalmente c'è chi ha perso una propria attività, i danni come avete potuto vedere sono drammatici, fa male vedere una pineta completamente devastata e i giochi dei bambini sui quali ogni tanto rimaniamo sulla pulizia e il decoro completamente distrutti. Credo che avremo di che rimboccarci le maniche e questo è quello che dobbiamo fare tutti assieme, insomma. Assessore, grazie intanto per questa ultima ora, e se può raggiungere ancora Marco Stabile e Calabrese ci rivediamo anche per ulteriori aggiornamenti, così mostriamo il fatto che sia stata messa in sicurezza la statua della mula di Barcola che abbiamo visto prima sbattuta dalla potenza delle onde, sradicata dalla sua postazione. Grazie Assessore. Adesso è legata a voi, buona giornata. Grazie, a dopo. Allora, così l'aggiornamento di Michele Babuder, che appunto mi ha chiamato in diretta perché non incrociava più Stabile Calabrese. Torniamo pure sul tagliamento. Gianluca, io credo ci si può avvicinare un po' agli operatori di Vigili del Fuoco e Protezione Civile che stanno agendo, dai, no? E chiedere che cosa stiano facendo nel rispetto del lavoro di tutti, però forse qualche domanda gliela possiamo porre, no? Un metro in più lo possiamo fare, anche se il ponte è chiuso, dobbiamo rispettare anche noi le regole. Dai, vai, prova. Io provo ad avvicinarmi, Ferdinando, chiedo anche con cortesia, mi scusi, buongiorno, su un'informazione sul lavoro in corso che state eseguendo, se possiamo sapere, buongiorno. Con chi posso parlare? Parli con me. Grazie. Stiamo facendo velocemente, per dirla in breve, la misura di portata. Misura di portata con uno strumento che è un profilatore acustico che prevede la misurazione della velocità e della profondità. Per cui facciamo una sezione lungo tutto il ponte in modo tale con una serie di verticali successive da capire la profondità e la velocità di ogni verticale e per poi stabilire la misura di portata totale. E questo contribuisce anche per il futuro a capire come agire in situazioni simili? Fa parte di un lavoro che stiamo già seguendo a livello di tutta la regione, un incarico della regione Friuli-Venezia Giulia,
per monitorare appunto le portate di diversi corpi idrici. Si può già dire qualcosa di questa portata di oggi? Stiamo ancora iniziando la misura, quindi stiamo facendo tutte le cose allora preliminari per avviare la misura. Gianluca. Alla fine, fra un po' di tempo, avremo il dato definitivo. Gianluca. Va bene, grazie. Questa era la diretta di Tele4, la nostra Tele4, una delle reti di Media Nord-Est, dal tagliamento, e andiamo a vedere Gianluca Paladini, che è stato stamattina anche a Pordenone. Vediamo come vanno le cose. Siamo in centro a Pordenone, sul ponte Adamo ed Eva, sul fiume Noncello, dove fino a questa notte questo fiume insieme al Meduna erano osservati speciali proprio a causa del maltempo dal comune, dalla protezione civile. Una situazione in questo momento tranquilla. A Pordenone si è abbattuto il maltempo in tutta la provincia, come ovviamente nel resto del Friuli e anche in tutto il Veneto. Adesso possiamo parlare tranquillamente di torrenti esondati, alberi spezzati, più di 2000 chiamate al numero unico per le emergenze 112 per questa allerta rossa. Fa paura invece il tagliamento, dove poi più tardi ci sposteremo perché è attesa la piena fino a 9 metri. Tra l'altro ci sono diverse zone che sono abbracciate dal fiume Tagliamento, come la Tisana, Pinzano al Tagliamento, che per via appunto delle esondazioni dello straripare dei fiumi rischiano di creare ulteriori problemi, come a Pinzano al Tagliamento, dove 2 turisti in camper sono stati letteralmente portati via insieme al loro mezzo dall'acqua dei fiumi, e poi soccorsi ovviamente dalle forze dell'ordine e della protezione civile. Per fortuna nessuno si è fatto male, contrariamente invece a quello che è successo purtroppo in altre regioni italiane. Questa che vedete è la situazione del Noncello, che insieme al Meduna, ripeto, erano osservati speciali, cioè potevano creare grossi problemi. In realtà, parlando anche al telefono poco fa con il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, questi ci ha raccontato che da questo punto di vista l'allarme per il centro città potrebbe difatti essere rientrato. È invece nelle zone più periferiche della provincia di Pordenone, dove ancora corre il tagliamento, che appunto potrebbero segnalarsi problemi anche intorno a un orario come quello delle 11:30, dove è attesa la piena del fiume Isonzo in diverse zone appunto del corso fluviale. E questo era Gianluca Paladin da Pordenone. Torniamo in diretta da Zenzon di Piave con Cristian Arboi. C'è il sindaco di Zenzon, a te Cristian. Sì, direttore, torniamo a collegarci sempre con il sindaco e gli uomini della protezione civile, perché stiamo raggiungendo la casa di cui ti parlavo, no? Quella che è stata lambita dalla piena, però questo colpo d'occhio, ci siamo fermati apposta, è impressionante, un vero e proprio lago. È la zona, per intenderci, della Croce, è la trincea del primo conflitto mondiale, se non sbaglio, uno dei luoghi più iconici della storia trevigiana e veneta in generale. Sindaco, è abbastanza impressionante, inquietante. Sì, questa è la prima fascia di cassa di espansione naturale nel nostro territorio del fiume Piave, e è sempre anche un po' inquietante, come diceva lei, vedere l'acqua che esce in questa zona. Insomma, sembra in realtà un gigantesco lago, di là c'è Salgareda, in mezzo c'è il Piave, e in effetti, insomma, come vedete, poi anche la corrente, i colori del cielo sicuramente non incutono positività. Ecco, tra l'altro, dicevamo anche prima, la temperatura è andata giù di parecchi gradi nel corso proprio di questa ultima ora e mezza, fondamentalmente è un buon segno. Sì, per noi sì, quando gira l'aria, si dice in termine tecnico anche tra di noi, è un buon segno. Lo scirocco se n'è andato fortunatamente, che ha soffiato tantissimo fino a tarda notte, e adesso in realtà arriva vento freddo, e quindi per noi va bene, insomma. La casa qui è stata lambita, no, mi pare, anche se è molto vicino. Non è stata lambita. No, per fortuna questa è leggermente rialzata e non è stata lambita, però comunque, come vedete, insomma, il Piave passa veramente vicino. È veramente rasente. Sì. Ecco, non so se riusciamo a inquadrarla. Io
Direttore, cerchiamo un attimo di avvicinarci alla casa, poi andremo nella casa di cui ti ho parlato poco fa, però insomma merita vedere questa immagine, no? Dopo mesi di discussioni su siccità e quant'altro, però Sindaco, con Vaia dove arrivava l'acqua? Vabbè, Vaia fortunatamente non è neanche paragonabile a questa piena, in realtà lambiva il piano di campagna dove stiamo noi adesso. Sì, a 10 centimetri circa, sì, esatto, lì sotto, esattamente dove c'è la tabella. Quindi la casa qui era completamente lambita? Sì, qui la casa in realtà era sommersa fino a un piano e mezzo, circa 3 metri. Ecco, direttore, ci sentiamo fra qualche istante, andiamo verso la casa lambita dalla piena, a fra poco. Tra poco, intanto sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcone, e anche sindaco di Castelfranco. Sentiamo. Il discorso del lavoro coordinato che ha fatto la Regione è stato fondamentale per Castelfranco Veneto e per i comuni lungo l'asta del Muson, mi viene in mente Loreggia per esempio, l'attivazione della cassa di Riese Pio X. Noi eravamo arrivati ad un livello di 3,10 metri, ieri sera attorno alle ore 20, e hanno cominciato a laminare un po' prima. Gli effetti naturalmente si vedono dopo la tempistica necessaria dell'arrivo dell'onda di Piese a Castelfranco, e via via il livello è sceso fino a 2,50 metri, 2,60 metri, ed erano circa le 21:30 quando questo è successo. Noi abbiamo continuato a mantenere attivo il servizio di vigilanza della Protezione Civile, ogni 2 ore è stato fatto un monitoraggio, ma sostanzialmente scollinata, chiamiamola così, passata quell'onda di piena, la situazione è rientrata. Ed è rientrata anche nel comune di Castello di Godego, dove in via Pagnana è esondato il Brenton, fortunatamente non facendo danni. Il Brenton è un affluente del Muson a valle della cassa di espansione, e quindi la tempistica, abbiamo dovuto attendere la tempistica necessaria perché questo rientrasse nei livelli normali, chiamiamoli così. E quindi, rifacendomi un po' a quanto è stato detto, il sistema funziona nel Veneto, funziona, e c'è sempre da stare accorti perché l'eccezionalità può succedere, però la prudenza che bisogna mettere in pista quando ci sono queste attivazioni, questi stati di allerta, aiuta a far sì che i danni siano molto limitati. Questo, sommato agli interventi di sicurezza idraulica messi in pista post Vaia, si vede che cominciano a dare i risultati attesi. Questa è la sostanza. Poi se qualcuno critica perché non è successo niente, si poteva qua, quelli là, non c'è niente da fare, ci sono e ci saranno sempre. Presidente della provincia di Treviso Stefano Marcone, andiamo in pubblicità 1 minuto e mezzo e torniamo subito con altre notizie. In regia Focus TG, Renato Capoia e Andrea Basso, e grazie anche come ieri sera a Lina Paronetto che sta coordinando tutti i servizi e i collegamenti. Altre testimonianze, sentiamo il sindaco di Valdobbiadene, Fregonese. Abbiamo mantenuto un controllo del territorio più leggero, fortunatamente durante la notte ha piovuto, ma non così intensamente da peggiorare la situazione riscontrata ieri sera. L'allerta rimane, lo stato di allarme idrogeologico rimane, e il controllo dei livelli dell'acqua dei torrenti viene fatto in continuazione. Ci auguriamo che oggi il maltempo ci dia una tregua. Di fatto però i terreni sono imbibiti d'acqua e le criticità, le fragilità permangono tutt'oggi, tant'è che appunto l'1 di notte il centro funzionale decentrato della Regione ha confermato lo stato di preallarme idraulico e allarme idrogeologico, quindi il COC rimane aperto. Fino a mezzanotte di oggi ci saranno degli aggiornamenti durante la giornata.
io spero in positivo. Tuttavia è comprensibile questo bollettino proprio per il fatto che seppur non stia piovendo, o meglio sta piovigginando ora, in realtà il terreno è imbibito d'acqua, il reticolo idrografico minore, quindi fossi, tubazioni, acque meteoriche e scoli dell'acqua stanno ancora drenando acqua dalla montagna, e i livelli dei torrenti rimangono sotto controllo ma elevati, ma soprattutto è la fragilità idrogeologica del territorio che va attenzionata, quindi soprattutto nella zona montana e in tutte quelle zone di pendenza, in particolar modo dove non c'è, come dire, una gestione e una manutenzione costante del terreno. Quindi mi riferisco ai vigneti che per ora insomma stanno tenendo. Certo che abbiamo nelle zone boschive, nelle zone prative, delle situazioni di piccoli smottamenti, li abbiamo visti anche ieri sera, li avete fatti vedere anche oggi. Molte strade sterrate di campagna dissestate. Adesso abbiamo già operativi gli operai del comune per andare a ripristinare queste strade. Insomma, ci sarà gran lavoro da fare oggi per ritornare alla normalità. Grazie al sindaco di Valdobbiadene. Torniamo a Zenson di Piave in diretta da Christian Arboit. Vediamo cosa succede, cosa è accaduto nell'area golenale. A te Christian. Sì, siamo nuovamente in piena area golenale qui a Zenson, in via Ansa. Questi gli effetti sulle colture, questa è l'abitazione di cui ti parlavo. Ci sta raggiungendo anche il proprietario di casa Stefano, sono rimasti con me e li ringrazio davvero, il sindaco Dalanese e gli uomini della protezione civile. Come hai visto, gli uomini della protezione civile hanno portato in questa casa, nella casa del signor Stefano, anche dei sacchi, che sono dei sacchi particolari. Sindaco, ci spieghi un attimo mentre ci raggiunge Stefano? Sì, sono dei sacchi di primissima emergenza che ci consentono di avere il tempo per poi fare quelli con la sabbia, e sostanzialmente si gonfiano da soli quando arrivano a contatto con l'acqua. Allora, sentiamo Stefano. Signor Stefano, lei è equipaggiatissimo, non potrebbe essere altrimenti. Sì, buongiorno. Com'è andata questa notte? C'è stata apprensione, immagino? Questa notte sì, abbiamo dormito poco, dopo abbiamo visto che è cresciuta un po' velocemente, poi adesso sembrerebbe un po' rallentare il corso, insomma. Vediamo che... È stato lambito, diciamo, la sua abitazione è stata lambita dal Piave. Per il momento ancora è salva. Per il momento è salva e non siamo un po' abituati a tutto questo. Per il momento adesso noi, io e la mia ragazza, per gli 8 metri entra in casa. Adesso siamo a quasi 7 metri, 6... Esatto, sì, 6,90. 6,90, ecco, sì, perché seguo sui social qua le misure, però per il momento sì. Speriamo bene, speriamo si fermi. Lei che ricordo ha di Vaia? Era qui? No, io sono scappato. Lei era scappato? Sì, sono andato via a Vaia, quando ho visto, ormai sono 42 anni che abito qua, 41, e Vaia ho preso la macchina e sono andato via. E poi è rientrato dopo un po' di tempo? Dopo 4 mesi. 4 mesi sono rientrato a casa. Come mai è rientrato? L'acqua è arrivata dove vedete ancora ci sono i segni di Vaia, ci sono ancora i segni sui... Il primo piano sostanzialmente. Esattamente, sì, dove c'è che non c'è più la pittura in casa. Sì, il bianco, diciamo, della casa non c'è più, l'acqua è arrivata fino a là. Quindi lei ha trovato la forza di rientrare a casa dopo Vaia, dopo 4 mesi? Bisogna, perché sennò come si fa? È molto attaccato a questi posti. Sì, io sono andato dietro là e i signori che abitavano qua hanno voluto che comprassi la casa e poi siamo venuti qua. Diciamo che Vaia ci ha segnato molto, però... Le radici sono più forti, lei dice, le radici di... Sì. Lo spirito di appartenenza. Sì, diciamo che sono più forti, però anche
vedremo con i seguiti, col seguito andare del tempo come funzionerà, perché non si può sempre andare avanti così. Non si può vivere sempre con la paura. È bellissimo d'estate, è bellissimo è questo mese che è un po' terrificante, ecco, tutto qua. Grazie signor Stefano, grazie davvero gentilissimo, grazie di nuovo sindaco Dallanese, speriamo di non trovarci più almeno sta settimana perché abbiamo iniziato lunedì, è già la terza o quarta volta, grazie. Ecco, se posso, ultimissima battuta, ringraziare come sempre loro e i nostri angeli gialli, io li chiamo così, perché senza di loro noi amministratori non potremmo essere niente, non potremmo comunque aiutare le persone, quindi grazie a voi e grazie a tutti i volontari di protezione civile. Direttore, direi di chiudere, mi sa che ho già sforato i tempi, speriamo davvero che l'emergenza qui sul Piave, non solo un lungo il Piave ovviamente, sia davvero conclusa. Da Zensonna di Piave con Nicola Marcato è tutto, ti restituisco la linea. Grazie molte, Cristiano Arboi dall'area golenale dove si ripetono gli inviti ai residenti a lasciare queste zone, ma come avete visto sono legatissimi a queste terre nonostante le calamità. È andata molto peggio in Toscana e chiudiamo con queste immagini da Prato. Guardate cosa è successo a Prato, delle strade trasformate in fiumi, ci sono 5 morti e un disperso, qui macchine trascinate via dalla corrente, davvero una situazione spaventosa. È un territorio che è stato messo poco in sicurezza rispetto a quanto è stato fatto in Veneto, ormai rotto a tutte le esperienze per quanto riguarda le calamità. Dall'alluvione del 2010 in poi è accaduto di tutto e questo ovviamente è significativo anche in vista di altre possibili problemi con queste ondate violentissime di maltempo. È tutto per questa edizione di Focus TG, ringrazio molto i registi Renato Capoglia e Andrea Basso, Lina Paronetto che ha coordinato tutti i servizi, i collegamenti, Francesca Pezzo, tutti i nostri operatori, tutti i nostri inviati nelle province del Veneto più colpite da questa tempesta. A presto, buona giornata.